Dalla giunta regionale è arrivato l'ok. L'approvazione della delibera con cui i direttori generali delle ULSS potranno assumere a tempo determinato medici in pensione era stata proposta e fortemente caldeggiata nelle scorse settimane alla luce di una situazione assolutamente sull'orlo del collasso. Una operazione necessaria a garantire i livelli essenziali di assistenza nel caso in cui, come sempre più spesso accade, non vi siano medici disponibili sul mercato. E se si parla di numeri, i dati sono preoccupanti. Guardi, in Veneto noi abbiamo posti per più di 1 migliaio di medici, dall'altro c'è da dire che abbiamo bandito dei concorsi, a 80 posti si sono presentati una decina di medici. Perché è stata sbagliata la programmazione nella formazione dei medici? Perché i medici per poter operare devono aver fatto la scuola di specialità che dura un paio d'anni, perché questa scuola di specialità ha un numero chiuso e quindi per il Veneto sono un centinaio di posti più o meno all'anno, il che significa che non siamo neanche in grado ogni anno di formare i medici che vanno in pensione. Se in Veneto mancano attualmente 1300 medici all'appello, è altrettanto chiaro che se si presentano 10 candidati a un concorso per 80 posti a disposizione, il problema resta aperto e non è tutto da imputare a quota 100 e a una preventivata uscita di massa di una generazione di medici che abbia raggiunto i requisiti per la pensione. Io personalmente penso anche che sia doveroso togliere il numero chiuso all'università e selezionare i ragazzi durante la carriera di studi e capire se ci sono talenti, predisposizioni e anche genialità in campo medico. Dall'altro dico anche che in Italia il dato che ci viene dato è quello che mancano 56.000 medici, per cui bisogna fare una grossa cura da cavallo per risolvere il problema, perché altrimenti noi dovremmo portare i nostri pazienti o quantomeno i referti da far refertare oppure dobbiamo portare i nostri pazienti, o meglio le indagini da far refertare all'estero in via telematica, come accade ad esempio per la Gran Bretagna che manda in India le indagini e poi se le fa refertare.